Open Day all'Istituto Gallo, gli ultimi giorni per iscriversi con una opportunità diversa e tante offerte, istituti professionali, ma anche indirizzo tecnico e serale. Preside. Sì, oggi è un'altra giornata di Open Day e abbiamo avuto un notevole afflusso di ragazzini e genitori che sono venuti a vedere la scuola. La scuola, come diceva giustamente lei, ha l'istituto professionale con l'enogastronomico, cioè la vecchia scuola alberghiera, con accoglienza turistica, sale vendita e anche proprio per far uscire dei cuochi. Poi l'istituto Brunelleschi che diciamo vanta un'antica storia dove abbiamo 3 indirizzi all'interno dell'ex Brunelleschi, quali l'agrario, che è molto importante per i nostri giovani e per la nostra Sicilia. Molti ragazzi che escono trovano subito lavoro, il geometra e la meccanica e la meccatronica, quindi abbiamo un ventaglio di indirizzi e il ragazzino può scegliere da tutti questi indirizzi che abbiamo. Non dimentichiamoci del nautico, il nautico a Porto Empedocle e il nautico ad Agrigento. Già ragazzini che hanno frequentato il nautico e che si sono diplomati insegnano nella stessa scuola e questa ce la dice lunga sull'offerta formativa che abbiamo e sulla possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro. Il corso serale, all'interno del corso serale abbiamo l'agrario e anche l'enogastronomico, quindi chi vuole rientrare nel circuito formativo può rientrare e può prendere il diploma e quindi mettersi nel lavoro riguardo anche a fare il cuoco, oppure nell'agrario, che qui abbiamo in Sicilia, ci sono molti terreni e quindi subito hanno la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Abbiamo avuto un notevole afflusso sia negli altri giorni che stamattina, siamo alla conclusione dell'Open Day e speriamo che decidano bene per il loro futuro e per il loro successo formativo ai giovani. La scuola è sempre disponibile a tutta l'assistenza possibile, essendo le iscrizioni fare online, ma voi avete una segreteria attiva? Sì, abbiamo una segreteria efficientissima, è aperta anche oggi, quindi chi non vuole iscriversi a casa online ha tutto il supporto per l'iscrizione online, ma la scuola supporta tutti i ragazzi. Consideri che noi abbiamo moltissimi ragazzi che vengono a scuola accolti della diversa abilità, che si trovano con un progetto di inclusione vasto, non più di integrazione, e quindi abbiamo circa 67 frequentanti con diversamente abili. L'Istituto Gallo di Agrigento ha accorpato nello scorso anno anche l'Istituto Tecnico-Tecnologico Brunelleschi, dove abbiamo 4 indirizzi del settore tecnologico. I 4 indirizzi del settore tecnologico sono il classico geometra, l'indirizzo che c'è sempre stato nel nostro istituto, e quindi il costruzione ambiente e territorio, e 3 indirizzi che negli ultimi anni hanno avuto e dato la possibilità a molti ragazzi di trovare lavoro subito dopo la fine del percorso di studi. I 3 indirizzi di studio di nuova generazione sono il meccanica, meccatronica ed energia, il perito agrario, agroalimentare, agroindustriale e ambiente, e l'indirizzo trasporti e logistica, che è possibile seguire sia nella sede di Agrigento, quindi a Calcarelle, che nella sede di Porto Empedocle. Cosa offre la scuola e cosa offre il diploma tecnico? Dà la possibilità ai ragazzi sia di mettersi direttamente nel mondo del lavoro in diverse aziende, sia pubbliche che private. Abbiamo diverse dimostrazioni di alunni diplomati nella nostra scuola che già lavorano in diverse aziende di una certa importanza a livello nazionale, sia la possibilità di affrontare il mondo universitario in qualunque università loro vogliano iscriversi. La nostra scuola è una scuola che permette ai ragazzi di toccare con mano quello che è l'attività professionale che poi andranno a fare una volta conseguito il diploma. Quindi questo ci permette di dare ai ragazzi una formazione anche di tipo laboratoriale. I ragazzi infatti, oltre a studiare teoricamente gli argomenti e le nozioni dei singoli indirizzi, il geometra, il meccanica, meccatronica ed energia, il perito agrario e il nautico, hanno anche la possibilità di fare le attività pratiche nei vari laboratori di cui la scuola è dotata. Gli sbocchi occupazionali per questa scuola, come dicevo, sono molteplici, dall'impiego pubblico al settore privato.
Uno degli sbocchi occupazionali possibili è l'insegnamento, perché un ragazzo in possesso del titolo di diploma di perito, meccanico, geometra che sia, o perito agrario, può inserirsi nel mondo della scuola andando a fare quell'attività di insegnante tecnico-pratico che è richiesta proprio negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Quindi si potrebbe ritrovare ad avere la possibilità di insegnare già subito dopo il diploma. E potremmo dire tutti gli sbocchi occupazionali che i nostri indirizzi danno ai ragazzi, ma consiglio ai ragazzi che si apprestano a fare la scelta per il prossimo anno nella scuola superiore di cercare di essere curiosi, di capire quello che il territorio offre. E il territorio offre appunto la nostra scuola e i nostri settori del tecnologico. Un lavoro spendibile quello dell'enogastronomia, dove i ragazzi, come stiamo vedendo qua in cucina, preparano tantissime cose. Sì, certamente. Oggi gli alunni si stanno prodigando per rappresentare il nostro istituto, per i ragazzi che arrivano dalla scuola secondaria, primaria scusate, e che si devono iscrivere all'istituto superiore, e quindi gli facciamo vedere effettivamente come operiamo, come lavoriamo nel nostro istituto, e quindi gli chiariamo un attimino quali sono le loro prospettive future di lavoro.